valorizzare il patrimonio naturalistico, storico, culturale, sportivo ed enogastronomico dei territori collinari del Veneto attraverso una giornata di festa inserita nel calendario regionale. Questo è il messaggio che domenica 27 marzo è partito dal Castello di Conegliano, in occasione della prima giornata regionale per i Colli Veneti, dando vita a una festa diffusa in tutte le aree collinari regionali. Questa giornata regionale per i Colli Veneti è proprio stata una grande iniziativa da parte della Regione che noi abbiamo accolto con entusiasmo come Proloco, e quindi in primis nelle nostre colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, ma poi anche in tutte le colline del Veneto. La promozione della Collina Veneta ha avuto un bel riscontro tra tutti i consiglieri regionali, anche grazie alla condivisione con l'assessore Corazzari. In questo momento stiamo festeggiando la prima giornata per i Colli Veneti, quindi già l'attenzione è stata posta su questo patrimonio naturalistico, enogastronomico, culturale presente sul territorio veneto. Confidiamo che almeno confido che questo possa proseguire e, come prevede la legge, possano essere valorizzati nell'ottica di uno sviluppo sostenibile, quindi che sia etico, responsabile e sostenibile.